Secondo Libris de Cronaches, Salomon, figlio di David, si è rinforzato al suo reame. Il Signore, suo Dio, agliere con lui e al portare al colmo la sua grandezza. Salomon i fevelà a tutti Israele, ai suoi restanti di migliaia e di centenari, ai giudici, a tutti i principi di tutto Israele e ai capofamiglie. Poi Salomon, insieme con tutta l'assemblea di Israele, all'è sul cuc di Gabaon, perché lì era la tenda dei convegni di Dio, tirata su di Mosè, famiglia di Dio, dal deserto. Ma l'archie di Dio, David, l'aveva trasportata in Kiriat Jearim, dal luogo che aveva prontato, perché Parie aveva tirato su una tenda in Gerusalemme. L'altar di bronzo, vore di Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, agliere lì, davanti al santuario del Signore. Salomon e l'assemblea all'erin per interpellare il Signore. Salomon all'è sull'altar di bronzo, danando al Signore te tende de convigne, e la offrì lì per zore 1000 olocausti. In chignot, Dio gli comparì a Salomon e gli disse: domandami ciò che tu vuoi che io ti dico. Salomon gli disse a Dio: tu hai trattato mio padre David con gran bonvolè e tu mi hai fatto regnare in pen di lui. Come, Signor Dio, che si colmi che per aula che tu hai detto a David, mio padre, perché tu mi hai mettuto a chiave di un popolo grande, come il puvende tiare. Dammi allora sapienza e sentimento, e che puoi reggere questo popolo, perché cui mai saresti stato in grado di reggere questo popolo così grande? Dio gli disse a Salomon: già che ti sta a cuore una roba del genere e che non tu hai domandato né ricchezze, né bens, né glorie, né la vita dei tuoi nemici e neanche una vita lunga, ma che tu hai domandato non sapienza e sentimento per reggere il mio popolo, che ti hai messo 3 per giura di lui, ti saranno dati sapienza e sentimenti. In soreplui io ti darai anche ricchezze, bens e glorie, ma tan che non dà mai vure di compagni i res che ti hanno stato prima di te e che non varranno che vegneranno dopo di te. Salomon, al tornare dal cuc di Gabaon in Gerusalemme, lontano da tende di convigne, a regnare per zore di Israele. Salomon a regonà chiarsi chiavaia, aveva 1400 chiarsi e 12.000 chiavaia, sparnizzate e città dai chiarsi e da proof dal re di Gerusalemme. Il re al fase in mur che in Gerusalemme è fosse abbondanza di arente e di aur come se fosse in classe, e i cedris come i fiars che crescono in te se fele. I chiavai di Salomon e vegnin di Musri e di Cue. I merchiadanze del re io compravi in Cue. A fasevi in vignè, a portavi in cadi Musri un chiar per 600 siclos d'arente, un chiar per 150. Così e portavi in d'ogni per docchia, i res dagli Itiz e per i res di Aram. Salomon ha deciso di fare sul tempio al nome del Signore e un palazzo per sé.